Allora Giovanna, la prima da titolare per te in campionato, che emozioni hai provato? Anche perché sinceramente provarle su un derby non è da tutti i giorni. No, sicuramente gioia, però un po' di tensione c'era all'inizio. Sono riuscita a stemperarla con l'aiuto delle compagne e penso di aver fatto una buona partita. Hai avuto anche un'occasione da gol. Sì, mancava il gol, mi hanno detto, però sono felice così, penso di aver dato il mio contributo alla squadra e questo è l'importante. Parlando del campionato, altri 3 punti oggi contro un Marcon, sinceramente magari non ci aspettavamo questo Marcon così ringiovanito. Come l'hai trovato te? Anche te sei giovane, quindi puoi magari dirci cosa hai visto dall'altra parte. Diciamo che loro erano molto stanche fin dall'inizio, noi siamo riuscite a fare il nostro gioco e a metterli in difficoltà, soprattutto allargando il gioco sulle fasce e questo secondo me è stato il nostro punto di forza in questa partita. E, sì, sono giovane però ho ancora tanto da imparare. Grazie Giovanna. Prego. Allora Francesca, chiedevi continuità a Mister De Biasi, la stai trovando in questo momento, hai trovato anche il gol che ha portato il 3-0 a questo Vittorio Veneto. Sì, poi diversi infortuni che abbiamo avuto purtroppo ultimamente, sto giocando con più continuità e ovvio sono contenta per me, meno per le altre ovviamente che sono fuori, però sì, piano piano dai prendiamo il ritmo e credo che oggi abbiamo dimostrato finalmente il nostro valore, sia fisicamente che di testa, perché comunque ci siamo state dal primo all'ultimo minuto e ottima prestazione anche Giovanna. Complimenti a lei perché non era facile lì davanti. Diciamo che siete partite alla grande come i primi 10 minuti contro la Virtus Padova, però c'è stata continuità rispetto proprio a quei minuti che a Padova sono mancati perché poi avete subito il gol. Sì, siamo state brave anche oggi a partire forte e siamo state più brave di domenica sicuramente perché l'abbiamo messa dentro prima e questo sicuramente aiuta. Poi davanti al nostro pubblico chiaramente abbiamo sentito una spinta in più e no, credo che aiutarci così tanto in campo, essere tranquille, porti alla fine a questi risultati qua. A chi dedichi il gol? E alla squadra ovviamente, allo staff e al papà, dai, visto che è la festa del papà. Allora, mister, cercavi una risposta importante dopo la partita del Virtus Padova e un atteggiamento magari ancora più propositivo nel primo tempo, così è stato. Sì, più che una risposta io direi una conferma, perché le ragazze io posso fare veramente un plauso a tutta la squadra perché oggi hanno fatto un un primo tempo esemplare che è stato frutto di una partita collettiva. Veramente io non, adesso siamo ancora a caldo, ma non vedo un reparto che oggi non ha lavorato in funzione dell'altro, quindi veramente dietro ci siamo mosse veramente bene, concedendo poca profondità alle avversarie. In settimana avevamo provato anche questa soluzione. In mezzo al campo poi c'è stato oggi il coronamento del gol di Zanella, quindi sono veramente piacevolmente soddisfatto anche di questo. Davanti il reparto ha fatto veramente il proprio perché si è mossa bene, ha accorciato, è andata anche in zona gol, anche nata anche oggi, oltre che appunto la Checca e Mantovani, quindi diciamo sono pienamente soddisfatto di quello che stanno facendo, di quello che poi mettono in campo, che tante volte non è solo un discorso tecnico-tattico, ma mettono quel qualcosa in più in certe gare come oggi, magari particolarmente sentita anche perché credo sia una sfida un po' atavica che da sempre, insomma Vittorio e Marcon si sono giocate poste importanti, quindi veramente sono pienamente soddisfatto. Come l'ultima volta io ti dico ne abbiamo un'altra in meno da vincere, quindi pensiamo già alla prossima, ci godiamo questa vittoria e lavoriamo in settimana. 3 cose, il rientro di De Martin dopo una lunga pausa, un derby leggermente atipico, abbiamo sentito mister Semenzato che sentiamo dopo in cronaca, che ci ha spiegato perché anche ha avuto degli infortuni, quindi non ha potuto schierare la formazione migliore. E terza domanda e ultima, un attimo di calo nella ripresa. Sì, ma io normalmente non voglio mai parlare di chi manca, però così giusto per dirlo, noi oggi ne avevamo fuori 6, quindi
veramente, io lo ribadisco, sono veramente un allenatore fortunato perché la società ha allestito una squadra competitiva in tutti i ruoli, quindi cambiando un attimo i prodotti vediamo che la soluzione poi non cambia. Sì, io ripeto, nel primo tempo noi siamo andati a 1000, nel secondo tempo abbiamo gestito la partita, io forse ci sono complicate un attimo noi la vita, ma non vedo azioni degne di nota da rimarcare da parte del Marcon. Loro giocavano palla in profondità, noi lo sapevamo, quindi abbiamo tenute veramente alte e poi scappavamo nel momento giusto, quindi ripeto, io sono pienamente soddisfatto, pensiamo alla prossima gara, ci godiamo ancora questa e sappiamo dove andare a migliorare, insomma. E De Martin l'attaccante in più adesso? Sì, scusami, sì, De Martin è stato un valore aggiunto a questa squadra che è capitato poi il momento più opportuno perché abbiamo qualche defezione lì davanti, ricordo insomma Zanon oggi, poi Manzon, Ponte, abbiamo fuori anche Pistis, Zanette stessa, quindi ai blocchi di partenza ne abbiamo parecchie, ribadisco anche all'infinità, sono un allenatore fortunato perché comunque ho la possibilità di poter scegliere e essendo fortunato anche poi magari mi va anche bene. Allora, mister Semenzato, è stato diciamo un derby atipico, se possiamo dire. Trovare in panchina Vivian, Biban, Cerina e Ruggero ci è parso un po' strano, sinceramente, detta dalla parte della tribuna. No, è stata diciamo che la partita è stata bella in se stesso, abbiamo incontrato una squadra forte, però il secondo tempo le abbiamo tenute là, purtroppo abbiamo avuto 3 infortuni sui gol e 3 tiri in porta hanno fatto loro, hanno fatto 3 gol. Noi avevamo avuto anche la possibilità di accorciare le distanze, però non siamo riusciti. No, il discorso delle ragazze in campo abbiamo avuto un infortunio della Camilli e anche il portiere ha avuto un infortunio. E dunque abbiamo una squadra primavera che è forte, dunque le giocatrici sono valide, le abbiamo portate su, il nostro obiettivo è quello di far crescere appunto le ragazze giovani per inserirle gradualmente nella prima squadra, insomma. La Tasso, che è un 2002, gioca praticamente stabile con noi alla domenica. Abbiamo fatto già esordire comunque la Vivian, la Ruggero ha giocato 4-5 partite. Diciamo che ormai il campionato a noi è questo, non abbiamo più velleità, però cerchiamo appunto di inserire queste ragazze che sono forti, insomma, per il nostro gioco. Infatti vorrei inserirmi in questo argomento proprio come dice lei, sinceramente un settore giovanile che sta crescendo bene, quello del Marcon, e si sta vedendo i risultati come ci ha appena spiegato lei, in prospettiva proprio di una prossima stagione dove ci sarà il macello di retrocessioni, se possiamo dirla proprio così. Sì. No. Noi abbiamo appunto un buon settore giovanile, queste 4-5 ragazze che portiamo su sicuramente le dovremmo far crescere e inserendole man mano con le altre sicuramente verrà fuori una bella squadra perché già siamo sulla buona strada, diciamo. Oggi siamo stati un po' così, d'altronde abbiamo affrontato una squadra che si sa è prima in classifica non a caso, però nel secondo tempo abbiamo visto che loro hanno fatto un tiro in porta al 30esimo e le abbiamo tenute là, insomma dai, mi sembra il risultato un po' eccessivo, però nel calcio ci sta tutto. L'unica cosa magari che posso dire, vi ha imposto un attimo il ritmo alto all'inizio il Vittorio Veneto e lì magari qualcosina avete sofferto. Sì, esatto, abbiamo sofferto un po' il ritmo del primo tempo, però nel secondo abbiamo reagito molto bene, diciamo quello che non abbiamo fatto il primo l'abbiamo fatto il secondo, ci siamo poi equivalsi, solo che come ripeto abbiamo regalato 3 gol, non si può regalare a una squadra così questi gol, comunque dai, va bene così. A metà soddisfatto dunque, mister? A metà soddisfatto sì, perché a parte questi gol non è che ci hanno bombardato di tiri in porta, ci sono stati questi 3 errori nostri, 3 gol loro e l'unico diciamo è stato il colpo di testa che poteva far gol e invece è andato fuori, ecco, però diciamo che c'è un po' di rammarico per questo. Grazie mister e in bocca al lupo alla prossima. Grazie a lei, buona serata.